Finalmente, dopo 2 anni di lungo e travagliato percorso intriso da disagi, discontinuità didattica, trasferimento delle aule in altre istituzioni scolastiche, disagi e problemi per gli studenti, le famiglie ed il corpo docente, l'Istituto Tecnico Professionale Enrico Fermi di Agrigento ha avviato ieri mattina il nuovo anno scolastico 2014-2015 nella nuova sede, sita nell'area industriale Xasi di Agrigento. Ieri abbiamo inaugurato l'anno scolastico nella nuova sede, abbiamo fatto un'accoglienza con la presenza delle varie autorità che si sono prodigate e sono state le artefici proprio di questo trasferimento. C'è stata una grande emozione da parte di tutti perché effettivamente finalmente l'IPIA ha una nuova casa, ha una nuova sede all'interno di una struttura che veramente merita da tanto tempo. L'istituto, che si compone di 16 aule didattiche, 22 di laboratorio, una spaziosa palestra ed ambienti accoglienti e luminosi, si conferma una struttura moderna ed adeguata alle necessità didattiche e dei percorsi formativi proposti dall'istituto. Finalmente i ragazzi dopo 2 anni possono riprendere tutte quelle attività che abbiamo interrotto in questo periodo. Inizieremo di nuovo con tutti i progetti PON, inizieremo con i FESD perché li abbiamo interrotti, ma soprattutto inizieranno di nuovo con l'attività di laboratorio, che è la cosa più importante per l'IPIA. I ragazzi purtroppo è da 2 anni che non entrano in un laboratorio e questo li penalizza tantissimo perché i laboratori sono un elemento fondamentale di un istituto professionale e di un istituto tecnico. In che cosa si specializzano i ragazzi poi che frequentano l'IPIA? Noi abbiamo 2 filiere all'interno dell'IPIA, uno che è quello dell'istituto professionale e un altro è dell'istituto tecnico. L'istituto professionale che dà la possibilità di avere 2 indirizzi molto importanti, uno che è quello della manutenzione e un altro quello dei servizi sociosanitari, che comprendono all'interno sia i servizi sociali, sia anche l'ODT e sia anche l'ottico che vediamo quest'anno di attivare finalmente avendo locali idonei. Dall'altra parte invece come istituto tecnico abbiamo l'elettronico, il meccatronico e il chimico. L'istituto offre a tutti la possibilità di inserirsi in maniera adeguata nel mondo del lavoro, perché da noi veramente i ragazzi acquisiscono quelle competenze fondamentali e necessarie per un proficuo inserimento. I ragazzi sicuramente saranno costantemente aggiornati, avranno la possibilità di frequentare le aziende del circondario, già abbiamo preso dei contatti a tal proposito e potranno anche in qualsiasi momento sperimentare proprio in maniera pratica tutto quello che apprendono a livello anche teorico.